La candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi invernali del 2026 entra nella fase cruciale. La commissione di valutazione del Comitato Olimpico Internazionale è arrivata a Venezia, da dove comincia una serie di sopralluoghi che continueranno fino a sabato. Ad accoglierla un fronte compatto che va dal governo alla Regione Veneto, ai comuni e al CONI. Abbiamo chiarito quello che è l'impegno del governo, cioè la gestione diretta dell'evento, tocca al comitato organizzatore e alle regioni e ai comuni che hanno preso questo tipo di impegno. Il governo darà il supporto indiretto e proprio in queste ore è in corso la firma in via digitale, diciamo, secondo le forme che vanno di moda adesso, tra gli enti e il governo, e poi ci sarà una lettera formale nella forma statuita dal CIO che sottoscriverà il Presidente Conte. Già dall'arrivo al Marco Polo di Venezia il Presidente del CONI Malagò ha avuto occasione di illustrare il primo dei nuovi progetti che saranno pronti in occasione dei giochi, la linea ferroviaria che collegherà l'aeroporto. Noi ci siamo agganciati in un territorio dove era già previsto da qui al 2023 l'integrazione, diciamo, del collegamento tra chi arriva con l'aereo e chi va su rotaia. E ovviamente una volta che stai su Venezia pensate alla facilità ancora maggiore senza dover prendere diciamo, spostamenti di un altro mezzo di trasporto per andare la stessa a Milano piuttosto che non a Verona, piuttosto che non la stessa Roma, quindi un'integrazione formidabile dell'offerta della candidatura olimpica. Un entusiasmo quello incontrato durante il loro primo giorno di visita che è stato sottolineato dai membri della Commissione. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. La Commissione si sposta a Cortina d'Ampezzo e a visitare tra l'altro il luogo dove sorgerà il villaggio olimpico. Quindi gli ispettori si sposteranno in Trentino Alto Adige, in Lombardia. Stiamo guardando di far bene il nostro lavoro, quindi convinti insomma, che la nostra candidatura sia stata organizzata bene e quindi cerchiamo che questa settimana di passare, di superare l'esame a pieni voti. Quindi poi ognuno farà la propria gara, ma insomma le aspettative ci sono e quindi teniamo le dita incrociate.